privilegio quello di abitare in una villa veneta, ma anche un bel limite, quando magari si è solo adolescenti e i grandi spazi di un salone nobile si possono trasformare in una pista per impennare con la moto o in uno stadio per fare gol, a dispetto degli affreschi alle pareti e dei mosaici sui pavimenti. E allora, quando i miei erano fuori a cena, bastava solo guardarci negli occhi e capire che era il momento di esagerare. Siamo saliti nel salone da ballo completamente affrescato, per esempio con la moto una volta, e è un perfetto luogo dove andare in moto, come giocavamo sempre a calcio in giro per la casa, distruggendo a volte qualche pezzo di mobilio d'epoca e ricevendo la sonora punizione che ne conseguiva. Le stanze delle più di 4.000 dimore storiche disseminate in Veneto e Friuli Venezia Giulia, riconducibili ai fasti della Serenissima, racchiudono aneddoti capaci di meravigliare più delle bellezze artistiche ed architettoniche custodite. Una caratteristica mai persa nei secoli delle ville venete è proprio quella di essere case, edifici vissuti, animati da chi le abita e capaci di parlare di loro. Non sono musei, teche inerti e passive di testimonianze impolverate, ma scrigni di materia viva che si perpetua di generazione in generazione. E Villa Camarcello, a levada di Piombino Dese, laddove passa il confine tra la provincia di Treviso e quella di Padova, non fa eccezione. Una casa di caccia costruita in una zona ricca di boschi e piena di selvaggina, estesa tra sorgenti e terre fertili, solo in pochi tratti sopra il livello del mare. Villa Camarcello è una casa, un'azienda, un albergo per turisti curiosi che fino ad 8 per volta possono soggiornare nell'appartamento del fattore. E se si nasce in un contesto così pretenzioso, persino anacronistico, si cerca prima la fuga, ma poi si torna. Il richiamo della storia è più forte della seduzione della modernità. Si torna perché la qualità della vita di questa regione, di questo territorio ancora è sicuramente migliore di molte metropoli, pur avendo opportunità di lavoro anche notevoli. E poi in questo luogo specifico, chiaramente perché chiamava da dentro, chiamano 500 anni di storia della famiglia, chiama una sfida, che era una sfida 10 anni fa, oggi è una realtà, di riuscire a mantenere questa casa in perfetta forma o cercare di farlo, facendola fruttare, per cui facendo in modo che potesse mantenersi e allora aprendola al pubblico. Una diversa dall'altra, tutte uguali a se stesse e alle altre quando si valutano nell'insieme. Le ville venete meritano un viaggio, una scoperta, una per una lungo itinerari che segnano la differenza. Da Piombino Dese a Vescovana, da nord a sud della provincia Euganea, passando per la reggia di Piazzola sul Brenta, sfiorando la città di Antenore, per poi salire sui colli e quindi inoltrarsi nel dominio di Bagnoli e scendere giù nel cuore della bassa padovana dove scorre l'Adige. Un percorso a tappe che ricostruisce la progressiva penetrazione dei veneziani nel cuore dell'entroterra, sino a Verona, sino alle sponde del lago di Garda, e a guidare l'armata lagunare c'era proprio un doge Marcello, Jacopo Antonio. E questo nelle cronache veneziane, in questo antico libro, è proprio riportato il momento in cui la flotta trasportava con una fatica immane queste enormi navi, le galee, attraverso il Montello, attraverso i colli, verso il lago di Garda. La storia delle ville, nella provincia Euganea, inizia con la ritirata dal mare della Serenissima. L'esperienza di Venezia in terraferma individua nel dogado padovano, vocato da sempre all'agricoltura, una ricchezza che possa proseguire i fasti marinari. E del resto la prima terra disponibile oltre la laguna è la campagna padovana. Padova conosce già i castelli, pensiamo al Cataio, pensiamo a San Pelagio, per cui preesistenti fortificazioni che però Venezia sostanzialmente include in questo nuovo progetto di controllo totale di quello che si chiamerà dogado, cioè la terraferma che porta oro, il grano, nelle nuove casse dello Stato. Villa Camarcello sorge proprio in un terrapieno, libero dalle acque stagnanti. Risale al 1530 nella versione con un solo corpo centrale, a cui nel 1735 si sono affiancate le barchesse, passando da villa monofacciata a 2 facciate. La provincia di Padova è una lingua lunga, un percorso verticale dall'alto verso il basso. Dal confine con Treviso, scendendo verso il Vicentino, è quasi fisiologico approdare lungo Viale delle Magnolie, il più lungo d'Europa, che conduce alle peschiere immense del parco di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. Già l'arrivo nella piazza antistante, un anfiteatro semicircolare porticato toglie il respiro. Villa Contarini è una reggia tornata agli antichi fasti, riaperta al pubblico grazie alla Fondazione Ghirardi e all'Istituto regionale Ville Venete. Il recupero risale a 50 anni fa.
All'origine era il castello dei Carraresi, nella seconda metà del Cinquecento diventa palazzo della famiglia Contarini e nella seconda metà del secolo successivo grande reggia e foresteria della Repubblica Veneziana, luogo di arte e musica. Una vocazione che è rimasta. All'interno dell'imponente dimora c'è la sala da musica a chitarra rovesciata, che garantisce un'acustica unica nel suo genere. Attraversando la destra Brenta, avvicinandosi alla città di Padova nella parte occidentale, tappa obbligata è Villa Emo Capodilista a Selvazzano Dentro, una residenza progettata dall'architetto Dario Varutari, che nasce come casino di caccia per il puro divertimento dei suoi proprietari, la famiglia Emo Capodilista. La famiglia Emo Capodilista si chiama così perché alla fine del Settecento, quando la Repubblica Veneta ormai stava purtroppo esaurendo il suo compito e si è autosciolta, e l'ultimo Emo, che era consigliere dei 10, ha sposato l'ultima capodilista. Emo erano patrizi veneti, quindi facciamo parte della serata del Maggior Consiglio, hanno costruito Villa Emo a Fanzola di Vedelago, che conoscete molto bene, che è uno degli esempi più belli di ville del Palladio, e la capodilista invece era figlia di una famiglia feudale padovana, la Beatrice, ricca, potente, ma non veneziana. Nell'Ottocento viene trasformata in villa, le logge diventano camere ed oggi è una rinomata azienda produttrice di vini di qualità. Ma l'azienda agricola è intorno alla villa. Il vino lo si fa per davvero, è un vino di qualità, all'interno della villa c'è un affresco della vendemmia del Cinquecento che fa capire la vocazione di questo posto. Il vino prodotto a Villa Emo è un omaggio alla storia. Il Godimondo, già nel nome, racchiude tutta una filosofia. Che prende il nome da Sigismondo Capodilista, che era un nostro antenato molto simpatico e divertente, che viveva là in villa nel casino di caccia e si divertiva, beveva, mangiava e era soprannominato così. Un'immensa distesa di prati verdi, ideale per dei campi da golf, green anche come concezione. Il Golf Club La Montecchia è un'altra componente dell'azienda, un fiore all'occhiello per gli appassionati esigenti della disciplina sportiva. Ricordo che molte delegazioni russe e anche cinesi ultimamente hanno calcato i nostri campi. Il golf è un attrattore turistico, convoglia ospiti che sanno apprezzare il contesto paesaggistico in cui sorgono le ville venete e non è casuale se La Montecchia è inserita nel Grand Tour delle dimore storiche. Sono un'oasi mediterranea nel cuore della pianura padana. I Colli Euganei, amati e decantati da Francesco Petrarca, sono un polmone verde ricco di storie e tradizioni, un parco protetto dove la natura, le terme, l'ambiente e l'operosità umana offrono una testimonianza del vivere in armonia. Immersa in questa natura particolare c'è Villa Vescovi a Luvigliano, una straordinaria opera del Cinquecento italiano. Edificata per il vescovo di Padova Francesco Pisani, nel 1535 è una grandiosa opera architettonica di stampo classico. È stata ideata per accogliere l'intellighenzia, composta da artisti e letterati, di cui amava circondarsi l'alto prelato. Nel 2011, dopo un lungo lavoro di restauro ad opera del FAI, è stata riaperta al pubblico. 5 anni prima era stata donata proprio al FAI dalla famiglia Olcese. Luci della sera sulle mura merlate, un tramonto da fiaba in un castello da sogno. La fortezza del Cataio, a Battaglia Terme, è un maniero che sorge ai piedi dei Colli Euganei. Un castello che di fatto è una villa veneta, non ha mai avuto la funzione di roccaforte di difesa da qualcuno. È un edificio a metà tra il castello militare e la villa principesca. L'assetto fortificato serviva a testimoniare l'attività dei proprietari del palazzo, gli Obizzi, capitani di Ventura, originari della Borgogna, che nel 1570 decidono di stabilirsi nel dogato della Serenissima. Un castello affrescato dentro e fuori, qualche traccia si può ancora trovare sulle pareti esterne. Nelle sale interne c'è la mano di Giambattista Zelotti, allievo di Paolo Veronese. Gli affreschi delle pareti sono pubblicità, insomma, loro volevano far vedere ai loro committenti quante imprese avevano compiuto, quanti problemi avevano risolto e quanto bravi erano, insomma, quindi è stata una fortuna che allora gli arazzi costavano molto di più degli affreschi e quindi è stato scelto di affrescare appunto le pareti per avere una testimonianza permanente di quanto loro potevano offrire, insomma, ai loro committenti. Una dimora nata con un intento celebrativo e decorativo che non rinuncia all'ospitalità del bello e dell'arte. Il castello infatti apre le porte a giovani artisti e artigiani che arricchiscono le visite notturne, un modo insolito e interessante per passare una serata.
E capita di trovare all'opera restauratori che con pazienza certosina recuperano le antiche porte del maniero. Ogni tipo di restauro prevede uno studio dell'oggetto da restaurare, quindi l'intervento deve essere mirato. In questo caso è sufficiente, tra virgolette, una pulitura manuale, nel senso che con attenzione si va a togliere quello che è lo strato superficiale in più. Solo per pulire una porta ci vogliono 40 ore. Vanno utilizzati arnesi che lavorano come bisturi. Grazie all'opera dei monaci benedettini che bonificarono l'area nel lontanissimo 954 d.C., se esiste il dominio di Bagnoli, un luogo nella bassa padovana con una tradizione agricola millenaria, una produzione vitivinicola di qualità secolare che ha nel Friularo il suo nettare di punta. Esisteva quindi un unico centro di conferimento e di raccolta, che era appunto il dominio di Bagnoli, all'interno del quale venivano processate e trasformate le uve insieme agli altri prodotti agrari per le varie e diverse attività produttive agricole dell'epoca. Già nel 1200 quindi esistevano a Bagnoli delle grandi cantine che erano attive e sono attive tuttora, e queste erano in grado all'epoca di produrre più di 10.000 ettolitri di vino. Nel 1656 i conti Wiedemann acquistarono dallo Stato Pontificio il dominio e fecero edificare un complesso architettonico divenuto monumento nazionale. Accanto a Villa Wiedemann-Borletti, che porta la firma dell'architetto Baldassare Longhena ed è la sede storica del dominio, furono costruiti un teatro, una chiesa, le cantine, le stalle, i granai, le scuderie e i magnifici giardini. La pedalata lungo la provincia di Padova, la scoperta di ville e castelli, termina a Vescovana, entroterra profondo a pochi passi dal Polesine. Qui sorge Villa Pisani Scalabrin. È sempre lo stesso vescovo di Padova, quel Francesco Pisani, che vuole la costruzione di questo edificio sulla rocca medievale. Una villa imponente non firmata ma riconducibile alla scuola palladiana, trasformata nei secoli da padronale a sede amministrativa di un grosso feudo agricolo. Un edificio che si distingue per opulenza e bellezza. La storia di questa villa è legata alla figura leggendaria della contessa inglese Evelyn van Millingen. Nel 1800 inizia la sua favola. Una donna amante della natura, al punto di creare un giardino unico con il platano forse più alto dell'intera provincia euganea. E questo è straordinario, una pianta incredibile che in questo momento gode ottima salute ed ha veramente, secondo me, un monumento della natura. Un parco ricco di alberi non autoctoni, sapientemente posizionati, dei ginkgo, dei calocedri, dei faggi, degli ippocastani, dei tamerici e molti arbusti. Un giardino che per mantenere intatta la sua bellezza necessita delle cure di molte persone. Molta cultura anche del giardino, e poi è dal punto di vista, come dire, del posizionamento in una posizione infelice, tanto che la stessa contessa che lo fece dovette attingere a terreni speciali presi dai colli, a sabbie speciali e a studi speciali, perché questo clima non è certamente il clima inglese. E lo sforzo però dal punto di vista, come dire, mentale e affettivo non è uno sforzo, è una gioia. E non c'è piacere più intenso dopo una lunga corsa in bici di quello di riposare all'ombra di un albero secolare, magari intravedendo lo spirito della contessa. I vecchi del paese ancora raccontano che il fantasma della nobildonna si diletta a passeggiare nel suo giardino e tra lo stormire delle foglie si può sentire persino il fruscio delle sue vesti. Leggenda, favola, immaginazione. Il fascino misterioso delle ville venete.